Lo scorso venerdì 10 febbraio i rappresentanti delle imprese del raggruppamento Confartigianato di Bassano del Grappa hanno incontrato i sindaci del territorio per un momento conviviale al convento dei frati Cappuccini di Bassano. Sentiamo. Un incontro per conoscersi, fare il punto della situazione e avviare un dialogo con al centro i valori e la crescita del territorio. L'appuntamento, promosso da Confartigianato, si innesta nel solco del dialogo costante tra mondo imprenditoriale e amministrazioni, una lunga tradizione che si era interrotta nel 2020 a causa della pandemia. Un momento di convivialità che rappresenta un'opportunità di dialogo, scambio di idee e pareri tra i due attori sociali. Per i diversi territori erano presenti gli amministratori dei comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pova del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Solagna e Tezze sul Brenta. Quanto a Confartigianato, hanno partecipato i neoeletti presidenti comunali di riferimento, il presidente del raggruppamento di Bassano del Grappa, Sandro Venzo, il presidente dell'area nord-est Vicentino e del raggruppamento di Marostica Felice Baggio e il presidente del raggruppamento di Asiago Ferruccio Salvetti. Gli ospiti sono stati accolti dal guardiano del convento Fra Lanfranco Dalla Rizza per un saluto e l'augurio di buon lavoro. A fare gli onori di casa per le amministrazioni il sindaco di Bassano del Grappa, Elena Pavan. Durante la serata sono state anche riassunte le attività sindacali promosse da Confartigianato durante il 2022, con l'augurio che nel prossimo incontro il bilancio sia ancora più corposo. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.